نحن نحبكم أيها الشعب الإيطالي فلا تتخلوا عن أحلامنا. Noi vi amiamo, popolo italiano, non abbandoniate i nostri sogni. نريد أن نعيش كباقي أطفال العالم بسلام وأمان. Noi vogliamo vivere come il resto dei bambini in pace. شكرا للشعب الإيطالي الحر المحب لأطفال غزة وفلسطين. Grazie al popolo italiano che ama i bambini di Gaza e lotta per i loro diritti. È la voce dei bambini di Gaza che si staglia sulla piazza gremita davanti alla prefettura di Padova. Una lettera letta da una donna palestinese fuggita dalla guerra riporta i sogni dei bambini, principali vittime del massacro in corso sulla striscia di Gaza. Erano oltre 1 migliaio i partecipanti al presidio davanti alla prefettura di Padova per il popolo palestinese, una mobilitazione in tutto il Veneto che ha portato ad occupazioni nelle scuole e nelle università. Presente anche l'onorevole del PD, Rachele Scarpa. Per la prima volta nelle ultime settimane la reazione di fronte all'ingiustizia del genocidio del popolo palestinese sta assumendo una dimensione globale, sta assumendo una dimensione veramente di massa. Questo è un segnale forte che io credo i cittadini italiani stanno dando a un governo che evidentemente rimane troppo timido rispetto a quanto sta succedendo. I manifestanti, dopo un'ora di presidio, si sono mossi in corteo per chiedere la liberazione dei 23 attivisti di Extinction Rebellion che erano stati portati in questura dopo l'azione di sabotaggio all'Interporto la mattina scorsa. Davanti alla questura i manifestanti hanno bloccato la riviera impedendo il passaggio del tram. Hanno atteso l'uscita degli attivisti trattenuti per l'identificazione. Ai 23 sono stati notificati dei fogli di via obbligatori, degli avvisi orari e le denunce. I manifestanti hanno poi ripreso il corteo e hanno raggiunto Piazza Pontecorvo unendosi all'iniziativa dei medici Luci sulla Palestina, 100 ospedali per Gaza, che ha coinvolto, oltre Padova, altre 100 piazze in tutta Italia.